Siamo all'antica trattoria Ballotta con Maria Chiara Roti della Fondazione Rava, la vicepresidente, Fondazione Francesca Rava, e Armenio Vettore, il presidente dell'AIL di Padova. Qual è il significato della partecipazione della Fondazione a questo evento, Maria Chiara? Noi siamo della Fondazione Rava molto felici e onorati di essere qui a questo evento nei Colle Euganei. La Regione Veneto è già molto vicina ai bambini di Haiti, da tanti anni accoglie nelle strutture ospedaliere di Padova e di Thiene i bambini che non avrebbero avuto salvezza nel paese di Haiti, un paese così povero. Da questa manifestazione noi siamo onorati che abbiate pensato a noi e desideriamo che l'attenzione verso Haiti rimanga alta, rimanga costante, perché dopo i giorni della tragedia ora è il momento di ricostruire, di ricominciare, quindi di non dimenticare Haiti. Quindi questi momenti per noi sono importantissimi, perfino più importanti dei momenti successivi al terremoto, perché permettono di non dimenticare i bambini che a noi stanno a cuore. Bene, il presidente dell'AIL di Padova, quale ruolo gioca la vostra associazione in questa manifestazione? Ha sentito parlare di bambini di Haiti, bambini nel mondo, bambini nel mondo, in Italia, siamo sempre, va bene, e io seguo i bambini ammalati di leucemia. Penso che questo binomio, Fondazione Rava e AIL, sia un qualcosa di molto importante per l'aiuto ai bambini bisognosi, salvarli da Haiti dopo il terremoto, salvare i bambini leucemici, anche se siamo in un paese che non ha bisogno di sostentamento per far costruire nuove case, ma abbiamo bisogno di salvare i bambini e abbiamo bisogno di sostenere la ricerca. Grazie a questa iniziativa noi coinvolgiamo tante persone a sostenerci e ricavare fondi per quanto abbiamo detto, bambini di Haiti e bambini ammalati di leucemia. Bene, vista la partecipazione, qua vediamo una delle sale dell'antica trattoria Ballotta che è strapiena, di là lo stesso, non ci resta che augurarvi buona manifestazione. Grazie.